Rassegna stampa TG Plus, buongiorno. Per oggi 4 luglio partiamo dalla pagina di Padova, la holding del vecchio Scala Generali, ma queste sono le notizie che troviamo di solito sotto il titolo. Andiamo invece nella notizia principale, Interporto, le nuove sfide dopo 50 anni di sviluppo. Festa al Palazzo Bo per il mezzo secolo di vita della base logistica, nodo strategico per l'Europa. Il direttore generale Tosetto: siamo un potenziale moltiplicatore di aziende e il futuro è automazione e più green. Nella fotonotizia il dolore e i ricordi sulla Marmolada un anno dopo. Il cittadellese Luca Miotti dice: non mi rassegno, insomma la faccenda va avanti. Elezioni all'università, da Rizzuto a Cillo e Stellini, tutti i nomi noti, ecco i capi dipartimento, e sotto un'intera famiglia in divisa contro la criminalità. Questo è una bella storia. Operazioni di sicurezza, telecamere in 14 parchi nel mirino, le baby gang. Diamo anche l'ultima notizia della prima pagina: la campionessa paralimpica Marca Nocet di nuovo mamma, e poi altre notizie che vedremo negli altri giornali, ma andiamo a vedere anche il Gazzettino che è un giornale veneto, ma con la prima pagina nazionale. Infatti la crescita, il record del nord-est nel 2022, il PIL è salito del 4,2%, più di ogni altra area. La Meloni dice: in Italia c'è un piccolo miracolo economico. Si parla ancora della professoressa impallinata, basta falsità, non siamo una scuola buonista. E poi c'è questa notizia che troviamo anche in altri giornali, la sentenza, il caso Rosolina, spiagge e canoni demaniali, sospeso l'aumento del 25% perché un gestore ha vinto la causa. E sotto nella fotonotizia l'elettrico si ferma allo 0,4%. Un floppone, diciamo, per l'elettrico, ma per tanti motivi che insomma abbiamo già dipanato in altre situazioni. Sul Corriere del Veneto invece un altro gigante fotovoltaico, il ministro Pichetto Fratin, obiettivo 2/3 di energia rinnovabile entro il 2030, ma anche in altri punti del Veneto sono in partenza le costruzioni di altri parchi fotovoltaici su campi, insomma su campi agricoli, anche se i residenti oppongono resistenza, ma da quello che si è capito la politica insomma va avanti. Vedremo come andrà a finire anche in altri posti. Ragazzina muta vince al TAR, obbligo di interprete in classe. Questa è una notizia anche carina, perché effettivamente insomma se c'è bisogno c'è bisogno. E vedete che anche qui nella fotonotizia Bagni, gestore, vince la causa, stop agli aumenti dei canoni, pinguini già a San Giuliano tutti i divieti. Qui si parla del concerto. E Marmolada, una targa per le vittime del crollo, se ne parla ancora. La pagina di Notizie Plus, che è il nostro portale, racconta un po' quello che succede a Padova. Le ragazze nel pallone, la 15ª edizione del Parco Le Brentelle, torna alla Canottieri Padova il tennis internazionale, poi altre notizie di cronaca che vedete, ma potete seguirle in ogni caso tutte insieme scorrendo, vedete le notizie recenti, scorrendo la pagina anche poi delle altre province. Intanto è tutto.